Salve a tutti, lettori e lettrici di Star Wars Libri e Comics, bentornati nel lato cartaceo della Forza. Quest'oggi andiamo ad analizzare gli easter egg e i riferimenti presenti negli episodi 4, 5 e 6 della serie Obi-Wan Kenobi, in onda su Disney+. Prima di cominciare, tuttavia, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e, se volete e ne avete la possibilità, di sostenerci economicamente abbonandovi al canale, diventando così parte dei nostri veri Jedi. Ma bando alle ciance e immergiamoci nell'analisi degli episodi 4, 5 e 6 di Obi-Wan Kenobi. Il quarto episodio di Obi-Wan Kenobi si apre su Jabim, pianeta situato nell'orlo esterno della galassia e sede nell'universo narrativo Legends di una importante battaglia nel corso delle Guerre dei Cloni, narrata nella serie a fumetti Republic. In seguito al rapimento di Leia da parte di Reva, avvenuto nel corso dell'episodio precedente, Obi-Wan decide di organizzare una missione di salvataggio, missione a cui inizialmente i membri del cammino sono restii. Tuttavia questi accettano infine di recarsi su Nur, presso la fortezza dell'Inquisitorio, una fortezza poco difesa dal momento che l'impero ritiene che nessuno potrà mai penetrarvi. La cosa in realtà è falsa, dato che 5 anni prima, nel corso del videogioco Jedi Fallen Order, Cal Kestis si era appunto introdotto nella fortezza. A proposito di Jedi Fallen Order, è sicuramente a questo videogioco che si ispira l'intera missione di Obi-Wan e di Taladurit. Il maestro Jedi, ad esempio, fa il suo ingresso all'interno della base infiltrandosi nei mari di Nur, proprio come fatto dal già citato Cal Kestis. Nel frattempo Reva cerca di interrogare Leia, arrivando persino a provare a leggerle la mente, ma non riuscendoci a causa dell'ovvia sensibilità alla forza della bambina, che di certo non è una mente debole. Nel frattempo, appunto, Obi-Wan Kenobi si introduce all'interno della fortezza passando dai mari di Nur, in maniera molto simile e utilizzando peraltro lo stesso respiratore visto in Episodio 1 La minaccia fantasma. Una volta all'interno della fortezza, Obi-Wan si aggira per i corridoi e trova una misteriosa stanza in cui sono contenute alcune vasche con all'interno numerosi Jedi uccisi a seguito dell'Ordine 66. Tra questi si possono riconoscere ad esempio il maestro Tera Sinube, già visto in The Clone Wars, ma apparso anche in Dooku Jedi Lost, e Coleman Kai, ex membro del Consiglio Jedi al tempo di Episodio 3. Non è ben chiaro il motivo per cui questi Jedi vengano conservati all'interno della fortezza, ma è probabile che possano servire per gli esperimenti di clonazione di Palpatine. In seguito Reva pare smascherare Tala, ma questa cerca di ingannarla facendosi passare per un'imperiale infiltrata tra i ribelli. A tal proposito, come fatto da Leia in Episodio 4 Una nuova speranza, Tala rivela una falsa località in cui sarebbero nascosti appunto i membri del cammino, ossia il pianeta Florrum, già base dei pirati di Ondonaka durante le guerre dei cloni. Questa stessa parte 4, un po' come tutte le altre a dirla tutta, ricalca la trama di base dell'episodio con medesima numerazione. In questo caso si tratta appunto di Episodio 4 Una nuova speranza, e le similitudini si fanno ancora più nette nel momento in cui Reva rivela a Darth Vader di aver piazzato un localizzatore a bordo della nave di Obi-Wan, nella fattispecie all'interno del droide Lola, appartenente a Leia. La parte 5 della serie si apre invece con un flashback di poco precedente a Episodio 2 L'attacco dei cloni, in cui Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi conducono un duello per addestramento. La collocazione cronologica di questo flashback è abbastanza semplice proprio perché, nonostante l'aspetto di Anakin sia pressoché identico a quello di Episodio 2 L'attacco dei cloni, il ragazzo ha ancora la treccia da Padawan, perciò non è ancora divenuto cavaliere, cosa che accade poco dopo gli eventi del film, e soprattutto ha ancora tutte e due le braccia sane, mentre in Episodio 2 perderà uno dei due arti. Ritornando su Jabim, si può osservare come siano presenti numerose spade laser e al contempo numerose incisioni murali. Tra queste, ancora una volta, ci sono alcuni motti dei Jedi e i nomi soprattutto di alcuni cavalieri e maestri, quasi tutti appartenenti all'universo Legends. Tra questi vi sono ad esempio Gin Altis, Tiberus Underlock, Roganda Ismaren, Drun Caernwick e Corwin Shelvai.
Come dicevo prima, ciascuna parte ricalca grosso modo l'episodio con la medesima numerazione. In questo caso è il turno di episodio 5, l'impero colpisce ancora, e in effetti ci troviamo a dover assistere all'assedio di una base ribelle da parte dell'impero. Assedio che peraltro prevede anche la fuga tramite dei trasporti e tramite una cupola rinforzata. Qui Obi-Wan Kenobi decide di consegnarsi a Reva per evitare perdite tra i membri del cammino, ed è qui che comprende come la giovane possa conoscere l'identità di Darth Vader. Ella infatti era una Padawan del Tempio Jedi e ha visto con i suoi occhi Anakin Skywalker uccidere tanto la sua maestra quanto i suoi compagni. E qui peraltro che Reva rivela il suo vero intento, ossia quello di uccidere Darth Vader. Quest'ultimo peraltro arriva su Jabim e trattiene con la forza il trasporto dei membri del cammino che pare essere in procinto di partire. Si tratta di un potere niente affatto inedito né nel corso del canone né tantomeno del Legends. In quest'ultimo caso in particolare è stato utilizzato da Starkiller nel videogioco Il potere della forza, mentre a livello canonico si è visto per la prima volta utilizzato da Rey in episodio 9, l'ascesa di Skywalker, e successivamente da Ahsoka Tano nella 7ª stagione di The Clone Wars. Si tratta peraltro di un trucco che consente alla seconda nave, quella che veramente contiene i membri del cammino, di fuggire. Tale escamotage si può sostanzialmente ricondurre alla questione del doppio trasporto di episodio 9, l'ascesa di Skywalker. Reva dunque tradisce e affronta Darth Vader, ma questi la sconfigge e la lascia a terra morente. La stessa viene poi raggiunta dal Grande Inquisitore, che si rivela dunque essere ancora vivo, come del resto già ovvio, ma come del resto anche da tanti dubitato. La sesta e ultima parte di Obi-Wan Kenobi si apre a bordo del trasporto dei membri del cammino, a bordo del quale Leia si ritrova a utilizzare Lola per consolare il piccolo Corran, già visto nella parte 2. Si tratta naturalmente del presunto Corran Horn, futuro membro, almeno nell'universo Legends, della squadriglia Rogue. Obi-Wan decide dunque di salvare ancora una volta i membri del cammino distogliendo l'attenzione di Vader e attirandolo su di una luna deserta e abbandonata. Qui i due si apprestano alla rivincita del secolo, mentre Darth Vader dichiara a Obi-Wan «Allora morirai», battuta pronunciata anche in Star Wars Rebels durante il duello con Ahsoka Tano. Nel corso della suddetta rivincita del secolo, Obi-Wan pare inizialmente soccombere, ma riesce a reagire e a sconfiggere Vader. Tra i principali poteri della forza utilizzati vi è quello di sollevare rocce, che all'inizio di episodio 8 Gli ultimi Jedi Rey riteneva principale e fondamentale. Sul finire del duello, Obi-Wan riesce a danneggiare l'elmo di Vader, squarciandolo, esattamente come fatto da Ahsoka Tano nella 2ª stagione di Rebels. A questo proposito si può notare come il lato sia esattamente speculare. Volendo, si potrebbe interpretare la cosa come un tentativo di redenzione fallito da parte di Obi-Wan, un tentativo di redenzione fallito da parte di Ahsoka e infine l'unico vero tentativo di redenzione riuscito, quello da parte di Luke Skywalker, che riuscirà a rimuovere completamente l'elmo di Vader. Ormai del tutto rassegnato, Obi-Wan comprende che il suo amico è morto davvero, citando Luke in episodio 6, Il ritorno dello Jedi. Peraltro, non avendo più il cuore di chiamare il suo ex amico per nome, Obi-Wan si allontana chiamandolo invece Dart, come farà anche in episodio 4, Una nuova speranza. In seguito, tornato presso la sua fortezza su Mustafar, Vader si ritrova a colloquio con Palpatine. E in questo momento, finalmente, che per la prima volta nel corso della serie, e peraltro anche per l'unica volta nel corso della serie, riusciamo ad ascoltare le note della marcia imperiale. Per concludere, Obi-Wan si reca su Alderaan in visita presso la famiglia Organa. Qui dà l'addio a Leia, dicendole di sapere chi sono i suoi genitori e di riconoscere in lei caratteristiche di entrambi. Tornato su Tatooine e almeno per il momento riconciliatosi con Owen Lars, Obi-Wan va poi a salutare Luke Skywalker, il giovane Luke Skywalker, regalandogli finalmente il modellino di T-16 e salutandolo con la classica frase «Salve tu!». Ormai conclusa la propria missione e tornato in comunione con la forza, Obi-Wan riesce finalmente a vedere il fantasma di Qui-Gon Jinn, il suo antico maestro. Questi, in seguito agli eventi di episodio 3, la vendetta dei Sith,
ha completato il proprio addestramento ed è dunque ora in grado di manifestarsi anche in forma fisica. Dopo aver scambiato poche parole con il maestro, Obi-Wan, ormai vestito come nelle storie appartenenti ai diari del vecchio Ben Kenobi, si dirige verso la desolazione dello Jundland, presumibilmente per stabilirsi in quella che sarà poi la sua capanna. Bene, il video di oggi termina qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo naturalmente di lasciare like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Oltre, se volete e se ne avete la possibilità, ad abbonarvi al canale sostenendo Star Wars Libre Comics anche economicamente e divenendo così parte dei nostri veri Jedi. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buone letture Star Warsiane e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!